Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Dopo molto tempo si ritorna a parlare di un argomento che bene o male ho sempre abbastanza seguito, però non ne ho mai discusso più di tanto qui sul canale perché sinceramente non lo so nemmeno io il perché, forse perché quelle poche volte in cui ne ho parlato alla fine non c'è stato più di tanto riscontro e so anche il motivo perché dei tifosi del Cagliari e principalmente tifosi sardi non sempre seguono la nazionale. Sono consapevole di questo, però volevo comunque provare a riportare di nuovo l'argomento per vedere anche se ottiene del riscontro e se piace, poi è chiaro che comunque il periodo è quello che è, ci sono delle amichevoli che non fanno di certo gridare a chissà quale bel calcio, però mi piaceva l'idea di ritornare a parlare della nazionale e penso che lo farò anche in vista di quest'estate che c'è l'europeo. Quindi mi piace questa cosa ed è per questo che oggi con voi voglio commentare i convocati per le prossime due amichevoli, che se non sbaglio sono contro Venezia ed Ecuador, se Venezia contro il Venezia, contro il Venezuela e contro l'Ecuador, quindi contro due squadre sudamericane che tra tutte non è che proprio brillano, ecco. Forse al momento, in questo momento storico, vedo leggermente meglio l'Ecuador del Venezuela. Tra l'altro, Ecuador, se non sbaglio, di Caicedo, giocatore che noi abbiamo conosciuto a nostre spese, ecco. Perdonatemi. Comunque, è uscita la lista dei convocati e io direi di andarla a vedere con voi. A registrare sta registrando, quindi non me posso lamentare o scordare che sta registrando. Allora, amichevoli negli Stati Uniti contro Venezuela ed Ecuador, infatti. Allora, portieri, Carnesecchi, Donnarumma, Meret e Vicario. Io sinceramente qui ho poco da dire perché a parte Donnarumma effettivamente potevano essere tranquillamente papabili tutti. Bisognerà sindacare poi su qual è l'ordine dei portieri perché penso che Carnesecchi sia il quarto portiere, Donnarumma il primo ovviamente, o Meret o Vicario il secondo, io penso più Vicario secondo e Meret terzo, però Meret terzo portiere della nazionale fa un po' strano. E io sinceramente parlando, con tutto che è in una squadra che a me non sta simpatica e comunque non so bene cosa stia facendo adesso in campionato il Tottenham, io proverei Vicario titolare perché nelle ultime partite il Donnarumma che ho visto in campo con l'Italia mi sembra quasi un lontano ricordo del Donnarumma Prime, se così vogliamo dire. Con tutto che rimane comunque un ottimo portiere e per quanto riguarda questo reparto abbiamo veramente pochissimo da lamentarci. Però sarà che sto più affezionato a Vicario, ma proverei lui come titolare. Anche perché il campionato inglese è molto più competitivo di quello francese. E con tutto che Donnarumma ha un talento naturale, proverei più con Vicario. Passiamo poi ai difensori, tra cui vedo una bella aggiunta di cui sono strafelice. Abbiamo Acerbi, Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Di Marco, Scalvini e Udoge. Tra l'altro due italiani che giocano in Inghilterra per il momento, perché poi ci sarà Jorginho, e tutti e due al Tottenham. Simpatica questa cosa. Qui sinceramente ho pochissimo da dire, forse vedo un po' troppi terzini destri, perché comunque Cambiaso mi pare giochi a destra, o forse può giocare sia a destra che a sinistra, però in questo caso sto andando a memoria. Però Bellanova, Di Lorenzo e Darmian sicuro giocano tutti e tre a destra. Come centrali abbiamo Acerbi, Bastoni, Buongiorno, Scalvini, quindi 4 centrali che è il numero perfetto alla fine se si vuole giocare con una difesa a 4. E l'aggiunta è Bellanova e io penso che
tra tutti penso che sia quella che se la merita di più la convocazione in nazionale. Giocatore veramente fantastico, noi lo abbiamo conosciuto, lo abbiamo apprezzato tantissimo e forse ci mangiamo anche un po' le mani del fatto che non sia più con noi, però la tempistica con cui è avvenuto il tutto purtroppo l'abbiamo preso in un periodo un po' nefasto, è arrivata la retrocessione, giustamente un ragazzo con delle ottime prospettive come lui difficilmente poi ti va a fare un anno di Serie B e adesso sta sbocciando al Torino. Io sono contento per loro e sono contento in particolar modo per Raul perché è veramente forte e se lo merita. Tra l'altro, coppia Torino con Buongiorno, anche lui un ottimo centrale. E Buongiorno lo riesco a seguire un po' di più anche perché ce l'ho al Fanta, quindi riesco a stargli più appresso e anche lui mi sembra un giocatore veramente che è tanta roba. E secondo me parte del rendimento difensivo del Torino passa da loro due. Con tutto che Bellanova in realtà è molto più offensivo che difensivo, eh. Però parte della solidità difensiva del Torino, secondo me, passa da loro due. Tra tutti, vuoi perché li ho seguiti poco, vuoi perché purtroppo ho pochissimo tempo e quindi non riesco a informarmi su tutti. mm, Salvo più Scalvini, però mi convincono di meno Scalvini e Cambiaso. Però metto le mani avanti. Io Cambiaso con la Juve l'ho visto veramente pochissime volte, non so come stia giocando. Idem con patate per Scalvini. Però tra i due, diciamo che Scalvini lo riesco a concepire di più come idea, anche in un'ottica di una nazionale che si ringiovanisce e che deve fare gioco forza dei cambi generazionali, specialmente in quel ruolo, perché venivamo da 10 anni di BBC, praticamente anche sulla nazionale, che poi in realtà più che BBC era BC perché Bonucci Chiellini, ed è un duo difficilissimo da sostituire perché che piacessero o meno, specialmente con la nazionale, erano veramente tanta roba. Sarà molto difficile sostituirli. Per il resto mi trovo abbastanza d'accordo con tutti. E reparto difensivo che al momento mi sembra quello messo meglio. A livello di nomi, a livello di organico, un po' di tutto. Anzi, forse è il secondo messo meglio. Il primo penso sia il centrocampo perché il centrocampo dell'Italia è veramente eccezionale. Ve lo leggo: Barella, Bonaventura, Foloruscio, Frattesi, Giorginio, Locatelli e Pellegrini. Allora, è un centrocampo fenomenale, ma dobbiamo mettere una postilla perché ragazzi, io non anche qui l'Hellas, io non lo sto seguendo. Ma davvero Foloruscio si è meritato una convocazione in nazionale? Perché ok che non seguo tutte le partite e tutto quanto, ma non mi sembra che stia facendo gli sfracelli. Non capisco il motivo della convocazione in nazionale. Faccio seriamente fatica a capirlo. Che poi sia un giocatore comunque buono, dalle ottime qualità, noi in primis lo sappiamo perché l'anno scorso l'abbiamo affrontato 4 volte. 2 volte andata e ritorno col Bari in campionato e 2 volte ai playoff. Quindi sappiamo di che giocatore si parla. È un centrocampista molto offensivo, ha buone doti tecniche, comunque ha un discreto tiro. È un giocatore che ci sta, ma io non riesco a capire il motivo. Sinceramente, sta ancora registrato, ok, sì. Non riesco a capire il motivo per cui sia stato convocato. Cosa ha fatto per guadagnarsi questa convocazione? Mentre per tutto il resto firmo e sottoscrivo. In particolar modo sapete per chi, oltre a quelli più scontati, ma per Bonaventura. Perché è un giocatore secondo me troppo sottovalutato. Ha delle ottime qualità e nonostante l'età riesce a rendere benissimo e sono contentissimo che sia stato convocato. Poi io ho un amore spassionato per Pellegrini nonostante sia romano e romanista. Eh, non c'è niente da fare, a me Pellegrini fa impazzire e per il resto alzo le mani. L'unica cosa che mi viene da dire è che quando tornerà anche Tonali, questo sarà veramente un centrocampo della Madonna.
Lì sarà pure difficile scegliere chi parte titolare, secondo me. E poi arriviamo al reparto che secondo me ha più problemi di tutti, che è l'attacco. L'attacco a me non convince per niente, non mi dà sicurezza, non mi dà certezza, non c'è un nome che sia uno lì davanti, se non Chiesa, che mi permetta di essere sereno e tranquillo. E non va bene, e non va bene. Tra l'altro, le uniche due prime punte che abbiamo convocato, e io ve lo dico già da adesso, Raspadori fatico a considerarla una prima punta vera e propria, perché immagino se sto a dire che il Cagliari, che l'Italia comunque giocherà con un 4-3-3 e giocarmi con un 4-3-3 come Raspadori, unica punta, faccio seriamente fatica a immaginarlo. Quindi le uniche due prime punte, come vogliamo dire, fisiche, ecco, sono Luca e Reteghi e io già qui incomincio a storcere il naso. Lo storco tantissimo. Storco? Si può dire? Vabbè. Perché secondo me questa rosa sente l'assenza comunque di una prima punta in grado di dettare legge nel gioco aereo. Eh, con tutto che Luca, ragazzi, è alto 2 metri. Cioè, Luca è alto 2 metri. Però eh, lo vedo ancora comunque troppo acerbo. Poi io mi auguro che io in realtà mi stia sbagliando e che si dimostri un attaccante della Madonna. Me lo auguro assolutamente perché ne gioverebbe soltanto l'Italia e l'Udinese, ovviamente. Ma al momento attuale non penso siano loro delle risposte che possono garantire certezza all'Italia. Però allo stesso tempo mi chiedo se non loro chi? Immobile che in questo momento sta rendendo e c'ha più cazzi che altro con la Lazio, chi vai a mettere là davanti? Ed è in quel caso che Luca e Reteghi diventano scelte anche secondo me un po' di conseguenza forzate. Poi Retegui, pallino di Mancini, riesce a trovare continuità, secondo me è un buon giocatore e potrebbe fare molto bene, decisamente. Perché è particolare, ovviamente è argentino. Dimo se quello che vi pare, qualsiasi sia la vostra idea, nulla toglie al fatto che lui è nato e cresciuto in Argentina. Italiano lo è diventato, non lo è. Pensate come vi pare, ma questi sono dati di fatto. Però col fatto che gioca per la nostra nazionale, un giocatore come lui, secondo me, è tanta roba per il semplice fatto che ha un tipo di gioco che è diverso da quello di tutto il resto dell'Italia. E potrebbe essere una cosa che va a nostro vantaggio. Per il resto ho veramente pochissimo da dire. Chiesa, inutile di qualsiasi altra cosa perché penso sia l'unico che possa darci certezze là davanti. Orsolini con il suo Bologna si è assolutamente meritato la convocazione. Zaccagni è un giocatore che io adoro alla follia e meglio ancora Zaniolo. Anche Zaniolo, non vi nascondo che sono calcisticamente innamorato di Zaniolo. Però il problema di loro due è che sono giocatori estremamente discontinui. Cioè, per me è un attacco perfetto a loro due sulle fasce. Però il problema è che loro due sulle fasce toglie poi Chiesa. Quindi magari sacrificherei per esempio un Zaccagni per mettere Chiesa. Eh, lascia molte interpretazioni queste cose. Perché sugli esterni andiamo abbastanza forte. Poi col fatto che comunque sia infortunato, secondo me ci sarebbe stato anche Berardi qui, però ovviamente non c'è per via dell'infortunio. Comunque questi sono i convocati, sinceramente penso che così, andando adesso sul momento di meglio, fosse difficile fare perché non, alla fine questi sono i giocatori, questo è l'organico. Affrontiamo queste due amichevoli con lo stesso spirito con cui vanno affrontate le amichevoli, cioè non dobbiamo pretendere chissà che, però è chiaro che io mi aspetto di vincere, perché comunque io il back to back dell'europeo lo voglio fare. Io in questo europeo, scusate, intanto torno qui. Questo europeo io comunque lo voglio vincere da campione in carica.
Non voglio essere, non voglio fare la partecipazione così tanto perché comunque siamo i campioni in carica e dobbiamo cercare di ripetere l'obiettivo. Poi che l'europeo del 2020, che in realtà è 2021, è stato anche frutto di un momento particolare di casualità e di fortuna, unito comunque a una squadra che è riuscita a dare il massimo, su quello sono d'accordo. Però mm, una base c'era e io sfrutterei quella base nella maniera più totale. Vediamo come vanno queste amichevoli, speriamo di vedere una rosa che convinca e incrociamo le dita anche per il futuro europeo. Detto questo, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video.